Facciamo tutti dei sacrifici, ma la politica non fa nessun sacrificio per quelli che hanno bisogno. Una sorta di riscossa dei cittadini, una piccola rivincita o quantomeno un segnale di attenzione verso chi fatica a arrivare a fine mese. Sono stati alcuni eredi e alcuni consiglieri regionali in pensione a presentare ricorso contro la sentenza del TAR Veneto che nel dicembre 2015 aveva dichiarato inammissibile il loro appello. Ora la pronuncia del Consiglio di Stato che chiude all'eventualità di rimettere mano alla questione e più di qualche cittadino la vive come una vittoria. Siccome l'Italia sta messa male, e allora non meritano. Sicuramente dargli un po' meno soldi di stipendio e magari prendere soldi con più meritocrazia. Quello sarebbe importante. Sono dei cittadini come noi. Io mi guardo da me, lui si guarderebbe da. Ma c'è anche chi sottolinea che un provvedimento spot non basta in materia di taglio dei costi della politica. Io non credo che sia una buona notizia una tantum, penso che dovrebbe esserci un progetto unitario. La decurtazione del vitalizio, introdotta da una legge regionale nel 2015, ha fatto scattare per 3 anni una riduzione dell'importo lordo mensile per chi vantava un reddito superiore ai 29.500 euro all'anno, con un taglio compreso tra il 5 e il 15%. Pensione vorrei che fosse affidata loro come e tanto quanto i lavoratori normali, per cui è nell'età giusta. I contributi versati, però la pensione è all'età giusta. Gli è tutto dovuto e noi invece dobbiamo sempre pagare. Che non è giusto che c'è gente che vive con 289 euro e loro guadagnano l'ira di Dio. No, no, questa è una cosa proprio che non accetto.